dare la precedenza. Vai. Qua passiamo sull'Arzino. Sono passato di qua sicuramente in macchina quando sono venuto a vedere il Giro d'Italia, che fra l'altro passava sulla salita del castello di Sousans, dove siamo stati prima. Facevano un circuito, li ho visti passare un paio di volte. Che figo, che spettacolo. Ok, 1 hour in, 1 ora e 10, 33 km, poco meno, 300 metri di dislivello. I ragazzi fanno pausa caffè qui, noi prendiamo questa salita, località vi dirò dopo, quando rimonto in sella, ed è qua si comincia a salire. Che giornata! Qui si comincia a salire. Robe brutte, eh? Questa parte qua è brutta, brutta. Rapportino e via andare. Lo vedo, lo vedo. Ho la schermata tutta rossa qua davanti. Purtroppo, solo così. Poi dopo... Spiana. Insomma. Su. Allora, dopo la curva spiana. Su è pieno di f***a. Esatto. Su regalano delle tarmac SL7. Esatto. E... cosa c'è ancora su? Poi cosa c'è? Cosa c'è di meglio? Esatto. Cioè, basta. Cose in assoluto. Questo 24% divertente, eh? Sì. Ma qui scollina, falsopiano, sarà il 10. Ammazza, si sale 1 chilometro, tutto così. A few moments later. Che giornata! Grazie, buongiorno. No, che panorama c'è? Oh, che roba! Devastante! Buongiorno. Sì, vabbè.
ora che si è esaurito l'entusiasmo da inizio giro, dopo 2 ore, mettiamo un po' d'ordine. Andiamo direzione Sella Kianzutan, dove non sono mai stato, quindi gireremo intorno a questo monte e cominceremo a rientrare a destra con Dario, che non avete mai visto sul canale. Ha una bellissima Iceworks SL7, se volete vedere il bike check lasciate un commento, e l'altro Dario che avete invece già visto nel video Pianura Friulana. Lui ha una bellissima Focus che invece dovreste aver già visto qua sul canale. Peccato per il vento, perché sennò qua ci sarebbe un silenzio stupendo ai piedi delle montagne, così bellissimo. Da Insta. Vai, vai, non fermarti. Qua a sinistra le famose cascate dell'Arzino e noi col vento in faccia saliamo. Ah, bello! Il profilo altimetrico degli ultimi 3,8 km che ci mancano per la cima, ancora 267 metri di dislivello, abbiamo appena superato i 1000 metri pedalati. Se non avete visto il video del S500 ve lo lascio nella i qua in alto a destra. Buono sapersi! Val di Preone al Pioniere, cascate Arzino, Vergegnis, sì, Vergegnis 14, sì, direzione Sella Kianzutan. Tornantone all'ombra, bella rampa, qua più avanti e via. Come sempre fatica, ma bello, 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 bellissimo. Vento. Sì, dai, buttiamoci dentro qualcos'altro. Che spettacolo. Zero macchine e va benissimo. L'unica cosa che mi dispiace è praticamente non aver incrociato nessun altro ciclista, perché so comunque essere un posto frequentato. Che bello, me la sto proprio godendo. Non banale come salita, soprattutto così pre-stagione, tutto vestito invernale, però veramente una figata. Abbiamo pescato una giornata veramente top, sarebbe stato un peccato non venire su. E niente, l'ultimo chilometro bisogna soffrire col vento in faccia, e così ci sta.
spettacolo. A parte il copriscarpe che mi cigola sul pedale, tutto il resto perfetto. Sella Chianzotan, comune di Verzegnis, 950 metri sul livello del mare. Che roba, ragazzi, bellissimo. Neanche non sembra di essere così vicino a Udine. Risto Bar in Sella, sembra il posto adatto dove fermarsi. Qui. Buongiorno. Bella, bellissima, grande. Later. Ciao, buongiorno. Bene, scollinato, mezza cochina, mantellina e scendiamo. Questa discesa d'estate deve essere una figata. Bomba, bellissimo. Cioè, in estate qua a far su e giù da qualsiasi versante deve essere una bomba. No, è stupendo. Figata. Di qua è lo Zoncolano, dietro. Ah sì, cacchio, non ci avevo fatto caso. Sulla sinistra, sì. Sì, sì, potrebbe essere. Madonna, non c'è un filo di neve di qua, eh? Porca vacca. Allora, Houston, we could have a problem. Stiamo risalendo perché ci siamo fermati una svolta e Dario non arriva. Seria. Grande. Bisogna la mano? Sì. Bene, problema risolto, foratura risolta per Dario. Riprendiamo la discesa. Siamo in ultra ritardo. Olè.
scendiamo da qua. Ma sì, sì, tranquillo. 12%. Watch out. C'era ancora uno. Sì, vabbè. Che figata. Spettacolo. Bellissimo, bellissimo. Niente, oggi butta la verticale. Aspettiamo, cambiamo la camera d'aria e vediamo che fare. Siamo molto lontani da casa. Non far scherzi anche tu. Eccolo. Allora, mentre aspettiamo Dario, perché purtroppo ha forato di nuovo, qua location Lago di Verzegnis. Devo assolutamente fare un ringraziamento all'uomo che ha reso possibile questo giro, l'uomo delle PR, mio caro amico l'avvocato Davide, nonché carissimo amico di Dario. Lui è uomo di PR e quindi ci ha messo in contatto, tipo: ma tu che pedali? Io ho un mio caro amico che anche lui pedala, seguitevi sui vostri social. E lui, abbiamo fatto un bellissimo giro. Che stecca, non me l'aspettavo. Sì, fermo. Vai. Vai, vai. Niente, oggi è giornata problemi tecnici. Nonostante il giro sia stupendo e la giornata assecondi pienamente questo giro, perché sì, c'è vento fastidioso, ma non fa assolutamente freddo. E niente, a Dario Specialized, chiamiamoli così, è caduta la catena. Adesso lo aspetto qua più avanti. Comunque stiamo riscendendo direzione Udine, quindi stiamo rientrando abbastanza allegri se possibile. Avremo ancora qualche strappetto, ad esempio questo qua davanti, e comunque ancora un bel po' di chilometri. Lago di Cavazzo, siamo arrivati da lì, adesso credo che saliamo, abbiamo ancora una salita e poi casa, sono 60 metri. Comunque abbiamo abbastanza smartellato oggi, già 80 con 1500. Ed eccoci. Guarda lì che bella, arancione e rossa, in uscita da Interneppo. Che figata il murales, bellissimo.
Questo dovrebbe essere Bordano, paese delle farfalle. Dalla mappa sembrerebbe di sì. Questo pezzo di strada, se non sbaglio, l'ho fatto quando sono tornato a casa in bici da Tarvisio. In caso vi lascio il video nell'elenco in alto a destra. Comunque, come in tutti i video, in descrizione c'è il link al giro su Strava, così potete andare a guardarvi che giro abbiamo fatto. Lago di Tre Comuni, qua dritto, noi andiamo a sinistra, prendere ancora un po' di vento. Qua a destra? Sì, a destra. Sì. Statali drittoni, ma almeno quando giriamo adesso un po' più avanti verso destra avremo il vento a favore. Occhio! Io giro a destra qua. Ah già? Aspetta, aspetta. Che ti saluto bene. Giro andare là. Sì, sì, sì. Oh Dario, grazie mille. Arrivederci. E faccio una pedalata. No, sono molto contento. Ci sentiamo, non ti faccio perdere tempo che siamo tutti tardi. Sì. Va bene? Fai un giro in mountain bike. Tu Yes. giù di qua. Giù di qua, poi... Rotonda, vai sempre dritto e poi gira a destra per dritto. Yes. Rix, Bueno. stammi bene, Ciao, saluta Andy. tua moglie e la bambina. Anche tu. Ciao, grazie. E manda la foto quando vai. Sicuro? Ciao. Eccola lì, vedo l'ammiraglia. Ah. Fine giro. Bilancio del giro. Prima i numeri: 4 ore e 52, 117 km, 1.700 dislivello. A parte i numeri che nel bilancio mi interessano relativamente, nel bilancio per me conta tantissimo essere andato in un posto nuovo, e sono proprio contento perché quest'anno è quello che vorrei fare, cioè coprire bene, senza lasciare in giro cartacce, coprire bene le zone belle della mia regione. Punto numero 2, sono andato in giro con un nuovo amico e sono molto contento perché Dario l'ho conosciuto extra bici e mi faceva appunto piacere fare qualche chilometro con lui su consiglio del mio buon amico Davide, quindi grazie Davide. E poi sì, sono contento per il giro, per i numeri, ma mi interessa relativamente. Bene, ottimo. Sella Kianzutan tolta dall'elenco dei posti dove volevo andare, ma sicuramente ci tornerò con la bella stagione perché deve essere un posto a dir poco spettacolare, con le strade in ordine, senza vento, senza freddo, senza la neve che comunque abbiamo trovato, ma è assolutamente fattibile oggi. Alla fine trovate il giro su Strava e c'è il link in descrizione. Ricordatevi di seguirmi sia su Strava che su Instagram per aggiornamenti puntuali e più veloci. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale col tasto qua sotto se non l'avete ancora fatto, lasciare un like se vi è piaciuto il video, un commento se vogliate dirmi qualcosa, suggerirmi qualche giro, qualche salita, qualche posto come Sella Kianzutan oggi. Ci vediamo al prossimo video, ciao.